Sono due gli striscioni contro la polizia comparsi a Padova in poche ore dopo quello di Minacce ritrovato nella notte lungo passeggiata Miolati ai giardini dell'Arena. In mattinata, durante un nuovo servizio di controllo, gli agenti della Digos hanno trovato un altro striscione appeso sul ponte del canale Roncaiette nell'area verde di via Ormaneto con la scritta Alfredo Libero 41 bis uguale tortura, un chiaro riferimento alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Anche in questo caso sono in corso accertamenti per individuare i responsabili. Sul telo bianco di grandi dimensioni trovato invece alle 4:30 ai giardini dell'Arena dalle volanti c'era scritto Awad Mohamed Attia, fuoco alla polizia, con al centro dello striscione il simbolo della cerchiata riconducibile ai movimenti anarchici. Entrambi gli striscioni sono stati rimossi e sequestrati. L'esplicita minaccia in questo ultimo caso invece fa riferimento all'arresto avvenuto lo scorso 23 giugno del 34enne cittadino egiziano accusato di strage politica che in due occasioni a febbraio aveva dato fuoco a decine di auto della polizia e del commissariato di Albano Laziale e aveva tentato di incendiare le auto dei carabinieri di Castel Gandolfo. Il questore di Padova Marco Dorisio ha immediatamente disposto la sensibilizzazione e l'intensificazione delle misure di vigilanza alle sedi della polizia e delle altre forze dell'ordine e sensibilizzato anche le misure di autotutela per tutti gli agenti. Solidarietà alla polizia è stata espressa dal sindaco di Padova Sergio Giordani. Le deliranti scritte rinvenute stamane sono gravi e inquietanti e da non sottovalutare. Tutta la città è vicina e solidale a chi ogni giorno si impegna e rischia per garantire la sicurezza della comunità, ha detto il primo cittadino in una nota. Vicinanza alla polizia anche da parte del presidente del Veneto Luca Zaia.